Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. In migliaia per l'ultimo saluto a Stefania, Christian e Nicolò a Gizzeria, commozione e lacrime per 3 vite spezzate così atrocemente. Il Viminale con una circolare ha disposto il trasferimento dei migranti accolti nel comune di Riace. Il sindaco lucano ha detto: vogliono distruggerci. C'è preoccupazione anche in Calabria per il futuro degli SPRAR alla luce delle nuove disposizioni adottate dal governo. Il rischio è che l'attuale sistema di protezione dei rifugiati e richiedenti asilo possa saltare. La Calabria detiene il record dei comuni sciolti per mafia. In alcune realtà della regione non si vota da anni. Ci sono municipi le cui amministrazioni sono state sollevate dall'incarico per infiltrazioni mafiose per ben 4 volte. Il procuratore della distrettuale di Catanzaro invita i cittadini calabresi a farsi carico del riscatto della regione. Ognuno faccia la sua parte, ha detto. Una prima tornata di ricorsi presentati dai cittadini incappati nelle sanzioni per la violazione delle ZTL a Cosenza al giudice di pace hanno trovato accoglienza, contestata la segnaletica. Aggredita all'ex compagno, la donna per sfuggire alle botte si lancia dalla finestra. Il fatto è accaduto a Crotone. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile della città pitagorica. In Serie C 4-0 perentorio del Catanzaro a Pagani. I giallorossi rilanciano così la propria classifica. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura i funerali delle 3 vittime dell'alluvione che ha colpito nei giorni scorsi la Calabria, in migliaia per l'ultimo saluto a Stefania, Christian e Nicolò a Gizzeria, commozione e lacrime per 3 vite spezzate così atrocemente. Le canzoni di Biagio Antonacci accompagnano l'arrivo del corteo funebre del cantante preferito da Stefania, che chissà quante volte lo ha ascoltato insieme ai suoi piccoli angeli. Poi l'arrivo dei feretri in un'area all'aperto vicino alla chiesa di Santa Caterina di Gizzeria, accolti da un lunghissimo applauso. In tanti hanno voluto partecipare alla celebrazione per dare l'ultimo saluto a Stefania, Christian e Nicolò, le 3 vittime dell'alluvione dello scorso 4 ottobre. Le bare sono una accanto all'altra. Su quella di Nicolò, ritrovato ieri mattina dai soccorritori, campeggiano palloncini bianchi, candidi come quella vita spezzata troppo atrocemente, mentre su quella di Christian i colori della squadra del cuore, il Milan, e proprio papà Angelo ha deciso di indossare quella maglia, donata con tutto il cuore da un calabrese doc come Gennaro Gattuso, allenatore dei rossoneri e da sempre legato alla sua terra. Ai piedi dei feretri un gruppo di bambini con indosso magliette bianche. Nell'omelia del vescovo di Lamezia, Luigi Cantafora, un monito rivolto a tutta la comunità: la Calabria non può piangere più, non vuole piangere più. Poi il ringraziamento rivolto ai volontari e ai soccorritori che si sono spesi per giorni alla disperata ricerca del corpo del piccolo Nicolò. Commozione e tanto dolore anche nelle parole della sorella di Stefania, Noemi, che fatica a trattenere le lacrime. Poi l'ultimo saluto e le bare che si allontanano sulle note di Iris. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di migranti, perché con una circolare il Viminale ha disposto il trasferimento dei migranti accolti nei centri del comune calabrese di Riace e ha chiesto all'amministrazione la rendicontazione di tutte le spese sostenute, sollecitando ad inviare la relativa documentazione secondo le modalità previste dal manuale di rendicontazione SPRAR. La circolare del Viminale rileva anomalie e criticità nella gestione del progetto di accoglienza da parte del comune di Riace, anomalie che attengono soprattutto ad aspetti gestionali e organizzativi che prescindono dalla disponibilità delle risorse finanziarie. Questo si legge nella circolare indirizzata al comune di Riace e alla prefettura di Reggio Calabria. A causa delle irregolarità al comune di Riace, scrivono, vengono applicati 34 punti di penalità con il conseguente blocco dei fondi, il trasferimento dei migranti e l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute.
ricadute. Vogliono soltanto distruggerci, questo è il commento del sindaco di Riace nei nostri confronti, in atto ormai un vero e proprio tiro incrociato. I nostri legali comunque stanno già predisponendo un ricorso al TAR contro la decisione del Viminale. Queste proprio le parole di Mimmo Lucano. E proprio a proposito degli SPRAR, le ricadute negative messe in atto dal decreto Salvini di fatto cancellerebbero un modello virtuoso come quello degli SPRAR, l'attuale sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati. Ecco perché i rappresentanti dei progetti provinciali della Calabria hanno stilato un documento per chiedere un sostegno di difesa sulle attuali misure d'accoglienza e sulla vicenda che riguarda proprio il sindaco Lucano. Manoccio ribadisce il sostegno al sindaco. Vediamo. Un documento indirizzato alla Presidenza della Regione, sottoscritto dal delegato alla Presidenza regionale per le politiche sull'immigrazione Giovanni Manoccio, il responsabile regionale ANCI all'immigrazione e alle politiche dell'accoglienza Stefano Calabrò e da Alessandro Gordano, portavoce degli enti gestori SPRAR della provincia di Cosenza, per chiedere un sostegno in difesa delle attuali strutture d'accoglienza che con il decreto Salvini rischiano di essere smantellate. Il decreto Salvini mette in discussione tutto quello che era l'architrave dell'accoglienza, mette in dubbio lo SPRAR, che è il sistema pubblico, e rafforza il CAS, che è il sistema delle prefetture, che qui in Calabria ha avuto, come dire, una storia tristissima, anche perché ci sono state 4 interdizioni per affiliazione all''ndrangheta in 4 progetti gestiti dalle prefetture. Mette in dubbio il diritto di queste persone, perché toglie l'umanitario. L'umanitario è circa 60.000 persone l'anno scorso che hanno avuto questo riconoscimento, perché non è, come si sottolinea in questi giorni, solo un fatto italiano, ma è quasi ovunque in Europa come diritto a rimanere nei luoghi dove si arriva. E quindi è un sistema, è un decreto che praticamente mina le fondamenta di quello che è stata tutta la ricerca all'interno della Calabria, tutte quelle prassi belle che vengono raccontate ovunque e la grande integrazione che è stata fatta nei nostri territori. La parola d'ordine è difesa e rispetto dei diritti umani, una battaglia di civiltà contro un sistema che ha dimostrato di essere dal 2002 la migliore soluzione per affrontare il fenomeno dei migranti e per realizzare realmente l'integrazione e l'accoglienza. Vorremmo che la Calabria fosse la prima regione che incominciasse, anche dal punto di vista della Costituzione, perché ci sono dei rilievi di anticostituzionalità, a fare un ricorso contro questo decreto che cancella le belle esperienze della Calabria. I numeri nella nostra regione sono più che confortanti. Adesso siamo in 113 con oltre 3.800 persone in accoglienza tra minori, vulnerabili e ordinari. E sulla vicenda che ha coinvolto il sindaco di Riace, ecco il pensiero di Manoccio. E io credo che sia ingenerosa la presa di posizione della magistratura nei suoi confronti. Ci auguriamo tutti quanti che possa quando prima, già martedì prossimo, ritornare a casa nella serenità e possa continuare con i suoi progetti. Parliamo adesso dei dati che riguardano le infiltrazioni mafiose negli enti pubblici. Aumentano i comuni commissariati per mafia fra il 2016 e il 2017 in tutta Italia. L'aumento è del 162%, in Calabria è emblematico il caso di San Luca, commissariato dal 2013. 293 i comuni sciolti in Calabria dal 2001 al 2014, il dato è tra i più alti d'Italia, a rivelarlo il dossier Open Police del 2016. Il dato eclatante del nuovo report AGI Open Police riguarda però i dati inerenti al periodo 2016-2017, in cui i comuni commissariati per mafia sono aumentati del 162%. Nella nostra regione ci sono comuni commissariati da anni, municipi in cui la sede del sindaco è vuota da troppo tempo. Il caso più eclatante è senz'altro San Luca, il consiglio comunale è sciolto dal 2013. Nel centro aspromontano, noto per la criminalità organizzata, non si riesce a tornare alle urne, nessuno si vuole candidare, non resta che continuare con l'amministrazione straordinaria. Ci sono altri centri in cui da mesi si continua con il commissario, ad esempio Nicotera nel Vibonese,
Modenese, dove da quasi 2 anni non c'è un sindaco. Stessa situazione a Rizziconi, Laureana di Borrello e Bova Marina. Qui la storia registra ben 4 commissariamenti, di cui 2 dovuti a ingerenza della criminalità organizzata. Commissari, anche lo ricordiamo, a Cassano allo Ionio, quest'ultimo è stato sciolto 2 volte dal 2011 ad oggi. Dal dossier emerge come in Calabria il commissariamento, soprattutto in alcune zone in cui il condizionamento della criminalità organizzata è forte, i cittadini hanno maturato una sorta di fiducia nei commissari in quanto figure istituzionali terze rispetto al territorio e dunque garanti del rispetto delle regole. E il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri invita i cittadini a farsi carico del riscatto della regione. Ognuno, ha detto, deve fare la sua parte. È ora che la società civile prenda posizione. Il procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro è convinto che per la Calabria si sia aperta una fase positiva che consentirà a tutta la regione l'agognato riscatto, a patto però che ognuno faccia la sua parte ed i singoli cittadini si sentano tutti in egual misura mobilitati, dando fiducia alle forze dell'ordine che in questo momento si sono arricchite di investigatori tra i migliori in Italia. Vorrei che la gente si impegnasse di più nel sociale, che la gente entrasse più nella vita di ogni comunità e non stare chiusa ad avere paura, a pensare che nulla cambi, a pensare che non ce la faremo. Tutti assieme ce la possiamo fare. Ci sono i presupposti, ci sono gli elementi per farcela perché siamo attrezzati, abbiamo una procura distrettuale forte, abbiamo i vertici delle forze dell'ordine del distretto di Catanzaro che sono tra i migliori d'Italia. Siamo un gruppo forte, coeso, è il momento per prendere posizione. Ospitato dal Festival Leggere e Scrivere, Nicola Gratteri incalza la società civile e la invita a collaborare. In una sala gremita oltre ogni limite coglie l'occasione per incitare la gente a reagire ed a proposito del territorio di Vibo Valentia assicura che oggi ci sono i presupposti per vincere questa storica battaglia. Qui in questa provincia abbiamo fatto cose importanti e io proprio considerando la delicatezza e la forte pervasività dell''ndrangheta in questa provincia ho destinato 3 sostituti procuratori di primissimo piano. C'è un questore che conosco da più di 10 anni, col quale ho girato mezzo mondo, c'è un colonnello dei carabinieri con i suoi uomini, il nuovo colonnello della Guardia di Finanza che è uno dei più bravi, arditi che ci sono in Italia, quindi ora mai più, cioè è il momento di fare. E noi i risultati importanti li abbiamo fatti in questi ultimi 2 anni in provincia di Vibo. Mi pare che abbiamo dato delle risposte importanti, sicuramente ne faremo altre, però è ora che la cosiddetta società civile prenda posizione. La politica adesso, questa è una fase di studio in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Le forze politiche sono costrette a muoversi in un contesto diverso rispetto a quello del passato. Alcune forze sono alle prese con una vera e propria crisi, sia in termini di attenzione che di consenso, che non ha precedenti. Il PD calabrese si riscopre minnitiano. A volte vecchi amori tornano di moda. Sarà che l'effetto Renzi non esiste più e che le correnti o componenti, chiamateli come volete, sono retaggio del passato. Ma sta di fatto che il partito in Calabria è alla ricerca di un ancoraggio solido per evitare l'effetto di solitudine. Alcuni dirigenti del partito lavorano in questa direzione, sperando che l'ex ministro dell'Interno possa avere il ruolo a cui ambisce nel nuovo PD. È un momento complicato e difficile per tutte le forze politiche, preoccupati per gli effetti che il governo giallo-verde avrà sui prossimi impegni elettorali, a cominciare dalle europee, passando per le amministrative, per chiudere col botto, e cioè con le regionali. Ecco appunto la partita più delicata, che contiene in sé la postazione più ambita. Al momento, e non poteva essere altrimenti, non c'è nulla di deciso. Si procede per tentativi, almeno ufficialmente. L'unica certezza ora è la ricandidatura dell'uscente Oliverio.
Il presidente ha piazzato la bandierina della presenza, spinto così dice dai sindaci che vedono in lui la continuità amministrativa di cui la Calabria ha bisogno. Il tempismo di Oliverio è certo che verrà controbilanciato, probabilmente già nei prossimi giorni, da altre soluzioni in itinere nei partiti. Occhiuto, per esempio, pare essere disponibile a trasferire il modello amministrativo di Cosenza in regione, ma anche altre forze e movimenti si muovono alla ricerca di candidati spendibili, in primis 5 Stelle, che potrebbe pescare nel mondo dell'imprenditoria. Anche qui i nomi messi nel circuito delle possibilità non mancano. E la Lega? Beh, ufficialmente sarà in campo con la coalizione di centrodestra, ma non si escludono colpi di scena. Insomma, il fermento c'è ed è forte. Bisogna solo attendere per saperne di più. Adesso Gioia Tauro, dove l'autorità portuale annuncia 34 nuove assunzioni riservate ai portuali licenziati da MCT lo scorso anno. Qualcosa di positivo si muove nel porto di Gioia Tauro. Dopo dismissioni, calo delle movimentazioni, licenziamenti di vario genere, si apre uno spiraglio di crescita per lo scalo gioiese, supportato parallelamente dalla ricerca di nuova occupazione per le società che operano all'interno del porto. La novità importante è che il terminalista Autoterminal Gioia Tauro, che gestisce la movimentazione di autovetture nelle banchine dello scalo calabrese di Trashipment, ha comunicato all'autorità portuale di Gioia Tauro, guidata dal commissario straordinario Andrea Agostinelli, la volontà di avviare le procedure di assunzione fino a 35 persone iscritte nell'elenco della Gioia Tauro Port Agency, ovvero l'agenzia di somministrazione del lavoro portuale per la qualificazione professionale del porto, voluta dallo scorso governo e che dovrebbe ricollocare nel tempo i 377 lavoratori del porto licenziati da MCT. Dopo un silenzio durato quasi 2 anni, l'agenzia comincia a fare i primi passi. L'andamento positivo delle attività di movimentazione autovetture di Autoterminal, che ha registrato un vistoso aumento delle proprie performance, rientra pienamente in questo complessivo programma di rilancio dello scalo. A questo si aggiunge un'altra notizia positiva, lo sbarco dell'imprenditore vibonese Pippo Callipo nello scalo gioiese. Dal prossimo inizio di novembre, infatti, anche l'azienda di Callipo subentrerà nella gestione di un capannone portuale per lo stoccaggio e la successiva lavorazione del prodotto. Tale insediamento a regime comporterà nuove assunzioni dal bacino dell'agenzia. Si va quindi nella giusta direzione perché di novità ce ne sono e le prospettive di crescita per il rilancio del porto gioiese cominciano ad esserci ed essere concrete. A Cosenza adesso, dove parliamo di zone a traffico limitate, numerosi gli automobilisti che hanno scelto di intraprendere le vie legali per l'annullamento delle multe scattate per le violazioni. Quello che si contesta è la segnaletica, prime decisioni del giudice di pace. Vediamo. Dopo l'attivazione dei varchi a Cosenza, centinaia gli automobilisti multati. Il sistema di controllo elettronico degli accessi nelle zone a traffico limitato infatti ha consentito di individuare numerosi trasgressori, molti dei quali però hanno deciso di rivolgersi al proprio legale o alle associazioni di consumatori per l'annullamento delle contravvenzioni ricevute e così gli uffici del giudice di pace di Cosenza sono stati inondati da una valanga di ricorsi e adesso arrivano le prime pronunce favorevoli. Quello che si contesta è la segnaletica. Questa segnaletica è posta a 4,50 metri, mentre invece il codice della strada prevede nelle strade dove non c'è un'ampia visibilità come quelle di Cosenza di porli a 2,20 metri. Inoltre mancano assolutamente i cartelli esplicativi che danno il messaggio agli automobilisti di quello che significa il messaggio. Basterebbe semplicemente che in occasione degli orari in cui c'è il varco attivo mettere un piccolo semaforo rosso, quando il varco non è attivo un piccolo semaforo verde. Il Codacons ha avviato una petizione da inoltrare al Comune di Cosenza. Ecco quello che si chiede. In occasione di plurime contestazioni, automaticamente di concedere ai contravventori una dilazione di 72 mesi. Questo perché l'istituzione dei varchi attivi e l'arrivo delle sanzioni è diventato un problema di carattere sociale alimentare per le famiglie di Cosenza. Ci sono nostri cittadini di Cosenza che hanno ricevuto 20-25 contravvenzioni. Per ogni cittadino dunque più multe per la violazione della zona a traffico limitato che ammontano a diverse migliaia di euro. Se prevenzione deve esserci, è cosa buona e giusta che la sanzione per aver
violato gli orari di passaggio della zona ZTL, vengono notificati ai trasgrettori in un termine di 10-15 giorni. Quando viene notificata la sanzione dopo 90 giorni, la prevenzione dove va a finire? La cronaca adesso ci porta a Crotone, dove una donna, per sfuggire alle violenze da parte dell'ex compagno, si è lanciata dalla finestra della propria abitazione. Sono stati gli agenti della squadra mobile di Crotone ad evitare il peggio, arrestando un 46enne nella città pitagorica. L'uomo accusato di atti persecutori. I poliziotti erano impegnati in centro città in un normale servizio di controllo quando hanno sentito le urla di una donna provenire da un'abitazione vicina, una chiara richiesta d'aiuto. La vittima è stata aggredita dall'ex compagno, che l'ha colpita a calci e pugni, lanciandole addosso anche le suppellettili dei mobili. Lei, che non sapeva come contrastare la furia dell'uomo, impaurita si è lanciata dalla finestra dell'appartamento. Così l'hanno trovata gli agenti, che hanno allertato i soccorsi. La donna, che presentava ferite al labbro e alla testa, è stata trasportata in ospedale. Per lei è stato disposto il ricovero. L'uomo è stato rintracciato, arrestato e portato in carcere. Fin qui la cronaca di quanto accaduto. Quando la vittima uscirà dall'ospedale dovrà fare i conti con le cicatrici invisibili, con le conseguenze della violenza, con gli incubi che probabilmente la terranno sveglia di notte. Una vera e propria emergenza sociale, la violenza di genere. La repressione da sola non basta, necessita denunciare. Gli esperti e le forze dell'ordine non si stancano di ripeterlo: non vergognarsi e ancora prevenire, educare nel riconoscere i segnali che trasformano l'amore in altro, in pericolo, deformazione di un sentimento che può costare la vita. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto a Reggio Calabria nella notte. La vittima era a bordo della sua auto quando, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere prima contro un camion e poi contro una roulotte parcheggiati. Per lui non c'è stato nulla da fare, mentre il passeggero, un 27enne, è rimasto ferito e si trova ricoverato in prognosi riservata agli ospedali riuniti. Ritorna a tremare la terra nel Vibonese. Una scossa di magnitudo 2.5 a 2 km da Fabrizia, nel cuore delle Serre, è stata registrata dai sismologi alle 7.14 ad una profondità di 40 km. Non risultano danni a cose o persone. Traffico ferroviario sospeso per ore a Pala. Un tir sarebbe passato sotto un cavalcavia, finendo per danneggiare la struttura. Il mezzo avrebbe urtato contro il ponte, danneggiandone una trave metallica nel tratto compreso tra Paola e il bivio Pantani, sulla linea ferroviaria che collega Paola a Cosenza. Treni deviati sulla linea via San Lucido, accumulando ritardi fino a 30 minuti. Un incidente si è verificato questa mattina sulla statale 18 a Tortora, che ha visto coinvolte un automobilista alla guida di una Fiat Multipla e un ciclista rimasto gravemente ferito. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo in sella alla bici stava cercando di attraversare la strada quando è stato colpito in pieno dall'automobile. Necessario l'intervento dell'elisoccorso. Una barca a vela di circa 15 metri con a bordo 12 migranti iracheni e 2 presunti scafisti è stata intercettata e bloccata questa mattina al largo di Roccella Ionica. Dopo l'approdo nel porto, i 12 migranti sono stati temporaneamente sistemati in una struttura messa a disposizione dal comune. A Scalea adesso, nell'Alto Tirreno Cosentino, la 25esima gara nazionale di primo soccorso della Croce Rossa italiana. La Calabria ospita la 25esima gara nazionale di primo soccorso della Croce Rossa italiana, organizzata dal Comitato regionale della Calabria. Per 3 giorni le strade di Scalea, centro dell'Alto Tirreno Cosentino, diventano teatro di intervento di primo soccorso. Ecco il corteo di apertura con la sfilata di tutte le squadre partecipanti, quindi in Piazza Aldo Moro la cerimonia inaugurale. La finalità delle gare nazionali, competizione con valenza europea nell'ambito dell'educazione al primo soccorso, è quella di proseguire sulla strada della consapevolezza e della formazione sul tema, in cui da sempre la Società Nazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sono in prima linea. Simulazioni di casi di emergenza come calamità, infortuni, incidenti domestici e sul lavoro, che fino al 14 ottobre vedranno impegnate le squadre di volontari provenienti da 20 regioni italiane. Oggi è un momento di festa ed è la conclusione di un lavoro che dura da mesi e mesi.
per cui lo stiamo vivendo anche come un momento di festa insieme a tutti gli altri volontari. La Croce Rossa italiana per 3 giorni si concentrerà qui a Scalea. La Croce Rossa non è solo ambulanza, ma è anche sociale, è anche rivolgere un'attenzione ai giovani che crescano con dei sani principi per una cittadinanza attiva, e in questo la Croce Rossa è sempre in primo piano. Mai come ora la Calabria è protagonista con queste gare, c'è un'attenzione da parte della Croce Rossa nazionale, e quindi daremo il meglio di noi stessi, e sicuramente questa opportunità che ci è stata data ci servirà per crescere e per, come possiamo dire, questa crescita trasfonderla poi anche alla popolazione. A Donnici adesso nel Cosentino, dove fino a domenica è in programma la 38esima edizione della Sagra dell'Uva e del Vino. Il taglio ufficiale del nastro, il cantastorie e i briganti a cavallo hanno dato il via alla 38esima edizione della Sagra dell'Uva e del Vino di Donnici. Parte stasera la 38esima edizione di Sapori d'autunno, possiamo dire una grande festa non solo per il borgo di Donnici ma per la città tutta, che ancora una volta è in grado di offrire un pacchetto di promozione, di valorizzazione delle eccellenze sempre ad alto livello. Una manifestazione che personalmente ritengo sia diventata da più anni di straordinaria importanza, sia per la commercializzazione che per il marketing delle nostre aziende. Fino a domenica identità del territorio, tradizione, gusto e un'atmosfera inebriante di luci, suoni e sapori saranno gli ingredienti per celebrare il prodotto principe di questa terra, il vino. È una tradizione che si rinnova di anno in anno, per noi rappresenta davvero un periodo dell'anno molto particolare, che di solito appunto la Sagra corrisponde con la fine delle attività di lavorazione, la fine della vendemmia, e quindi è il momento di relax per tutti noi, per festeggiare con tutti i nostri amici e conoscenti questo particolare evento che quest'anno si presenta molto interessante, perché è stata una bella annata, una vendemmia comunque difficile per le problematiche pedoclimatiche, però siamo riusciti a fare comunque anche quest'anno un ottimo prodotto. Parliamo adesso di calcio, di Serie C, perché nell'anticipo pomeridiano 4-0 perentorio del Catanzaro a Pagani, i giallorossi rilanciano così la propria classifica. Una vittoria quasi come quella conquistata nella fase preliminare della Coppa Italia DC tra Paganese e Catanzaro. I giallorossi rifilano 4 gol ai campani, aggiungendo un altro tassello alla casella delle vittorie in esterna, che vedeva ancora all'asciutto in campionato la squadra di Auteri. Dopo il KO con la Casertana e il rinvio della sfida casalinga con la Regina, le Aquile si riproiettano verso i piani alti della classifica. A sbloccare il risultato ci pensa Giannone al 14°, che servito dalla destra mette inesorabilmente alle spalle di Grillo. La Paganese prova a reagire, ma deve fare i conti con un avversario attendista e pronto a ripartenze in velocità. Il primo tempo scivola via senza troppi sussulti e nella ripresa i calabresi dilagano. Riggio firma il raddoppio in apertura di secondo tempo e poi De Risio lascia partire un preciso rasoterra che si insacca a fil di palo per il 3-0. Il colpo del KO arriva alla mezz'ora con Canutè che parte in contropiede e poi serve un assist d'oro a Dursi, che deve solo depositare nella porta sguarnita. Un risultato pesante che ridà fiducia al gruppo giallorosso, mentre la Paganese sprofonda nei bassi fondi della classifica. Vediamo adesso le previsioni del tempo. Sull'Italia settentrionale la pressione momentaneamente tenderà a risalire, favorendo un temporaneo miglioramento. Invece sulla nostra regione, la perturbazione che ha interessato in modo marcato la Sardegna e il nord-ovest dell'Italia, seppur in fase di esaurimento a causa della presenza di un robusto anticiclone presente sull'Europa orientale, che ne impedisce l'evoluzione verso est, continuerà a disturbare ma in tono minore in un contesto di clima mite le condizioni meteorologiche, in particolare nella giornata di domenica. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Domenica, cielo irregolarmente nuvoloso sui versanti ionici con piogge localmente anche di forte intensità. Altrove da poco a parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio sera aumentano la velocità sul resto della regione con possibili piogge. Temperature stazionarie sempre al di sopra delle medie del periodo. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Domenica, mari generalmente mossi con venti tra deboli o moderati di direzione orientale.
Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Made in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon weekend. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.